È stata presentata questa mattina nel Teatro Bon di Tavagnacco la quinta edizione di Palchi nei Parchi, una rassegna di musica e teatro ideata dal Servizio Foreste e Corpo Forestale con il finanziamento della Direzione Centrale Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi organizziamo questi concerti di musica e spettacoli teatrali all'interno di questi parchi di proprietà della regione o dei luoghi molto suggestivi, ma cerchiamo di farlo in maniera molto lieve. I nostri eventi di solito sono anche molto raccolti e si crea un'atmosfera davvero particolare, sia quelli che vengono fatti la mattina o il pomeriggio, sia quelli la sera, perché ci si sente veramente tutti in armonia con la natura e con gli altri che partecipano, che siano essi gli artisti ma anche tutto il pubblico partecipante. 19 gli appuntamenti previsti dal 2 giugno al 1 settembre, ognuno dei quali ha anticipato da un momento di divulgazione a cura della Regione. Noi prima di ogni spettacolo per Palchi nei Parchi facciamo una piccola rubrica che dura 15-20 minuti che si chiama Le nostre parole e si trova così citata all'interno del programma, dove sostanzialmente affrontiamo con un'intervista, intervistando dei professionisti che lavorano nell'ambito della natura, dell'ecologia, dell'ambiente in generale, affrontiamo delle tematiche di approfondimento a favore del pubblico.